Governatore Fedriga, inaugurato un nuovo centro vaccini a Trieste, continua la battaglia contro il Covid da parte anche della Regione Friuli-Venezia Giulia. Sì, i nuovi centri vaccinali che stiamo aprendo in tutta la regione, oggi siamo qua a Trieste, sono proprio degli strumenti indispensabili per rendere più efficace possibile tutta la somministrazione dei vaccini. È chiaro che in questo momento noi abbiamo preparato l'esercito, l'Unione Europea ci deve dare le munizioni, ovvero i vaccini. È inaccettabile che ci sia stato un taglio, secondo le ultime stime, nel primo trimestre del 45% delle dosi che dovevano essere consegnate. Oggi ci dicono che AstraZeneca passerà da 180 milioni di dosi in Unione Europea a 70 milioni di dosi, quindi un taglio di 110 milioni di dosi nel secondo trimestre per l'Unione Europea. È chiaro che questa diventa una situazione inaccettabile. Tutta la comunità, dalla parte sanitaria, ma tutte le istituzioni, a tutte le categorie si stanno mettendo a disposizione concretamente e in modo molto forte per favorire una campagna vaccini veloce ed efficace. Se non ci danno i vaccini però chiaramente questo obiettivo non si può raggiungere. Oggi facciamo un appello alle istituzioni che sono preposte a fornirci i vaccini di farlo velocemente. Dopo non voglio individuare le colpe dell'azienda, la colpa dell'Unione Europea, la colpa del commissario straordinario, non mi interessa di chi sia la colpa, io non cerco colpi, io cerco soluzioni e la soluzione in questo momento è avere vaccini a disposizione per i nostri cittadini. Cioè, il problema è quante dosi arrivano, sapere quante verranno confermate anche rispetto a quelle promesse, perché abbiamo visto che le promesse passate troppe volte sono state smentite da chi doveva fornire i vaccini e quindi oggi certezze non ce ne sono. La certezza che noi possiamo dare è che Regione Friuli-Venezia Giulia sta mettendo a disposizione tutte le sue forze per fare una campagna veloce ed efficace. Vice Governatore Riccardi, inaugurato oggi il nuovo centro Covid a Trieste, quali sono i prossimi passaggi nella lotta al coronavirus? Intanto bisogna capire la posizione su AstraZeneca, che diventa determinante per la disponibilità dei vaccini, e poi la campagna massiva come stiamo facendo in tutti questi centri, oggi anche a Trieste, questa mattina a Tolmezzo, ieri a Gorizia, prima ancora a Cividale, apriremo Pordenone e in settimana apriremo Codroipo e poi apriremo la Tisana, quindi la campagna massiva prende corpo. Il sistema sanitario è organizzato per condurre questo importante lavoro. È chiaro che adesso dobbiamo avere garanzie sui flussi e sulle dosi dei vaccini, perché senza quelli le cose non si possono fare. Io conto anche di ridefinire la programmazione completandola degli Euro 80 e partire subito con la seconda priorità definita dal piano nazionale, non quello che ha stabilito la Regione, tutta l'area della vulnerabilità, che è un'altra area importante che giustamente sta pressando, alla quale noi dobbiamo riuscire a dare una risposta.